Ora siamo con il presidente di Laika, Antonio Piva, e ci vuole parlare qualcosa delle Olimpiadi e il suo congresso. Certamente, sono molto fiero abbiamo inaugurato le Olimpiadi di informatica, le finali a Udine, le finali nazionali con 120 ragazzi con i loro accompagnatori, oggi qua al Malignani, e domani li premieremo i medagliati al Teatro di Udine. Sarà una bellissima cosa. Sottolineo che oltre che la finale delle Olimpiadi italiane di informatica avremo anche le finali delle Olimpiadi balcaniche con tutti i paesi balcanici presenti, ma non solo, ci sono anche gli invitati, la Svizzera, l'Arabia, i paesi turcofoni e persino l'Ucraina. E questo sono molto felice di questa cosa, quindi Udine è veramente capitale dell'informatica e quindi questo è molto bello. Oltre a ciò abbiamo il congresso AICA, oggi abbiamo appena avuto qua il garante della privacy, domani saremo al teatro, domani pomeriggio avremo una bellissima presentazione, ma anche oggi abbiamo avuto sull'intelligenza artificiale, in particolare sulla nuovissima certificazione sull'intelligenza artificiale, l'ICDL intelligenza artificiale, che segue le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, e quindi di questo siamo molto fieri. I giorni successivi avremo altre cose interessanti come la presentazione mondiale della prima certificazione sui computer quantistici e quindi saremo molto felici di tutto ciò. Aspettiamo di sapere le notizie del vincitore e del congresso. Esatto, va bene, perfetto. I prossimi giorni magari ci rincontriamo e vi daremo man mano le ultime novità. L'unica cosa che posso dire è che di Friuli Venezia Giulia in finale, sui 100 finalisti, ce ne sono ben 4 ragazzi, e negli ultimi 20 anni, le Olimpiadi sono da 20 anni che le facciamo, il Friuli Venezia Giulia ha avuto oltre 50 medaglie.